Una popolazione che diventa sempre più longeva. La tendenza tipica del mondo occidentale non fa eccezione a Padova. A confermarlo sono i dati Istat che evidenziano come in provincia, al 1 gennaio 2019, gli ultra 65enni fossero oltre 210.000, ossia più di un quinto dei residenti totali nel territorio. Tra questi addirittura 65.000 sono invece ultra ottantenni, un dato di per sé positivo perché sta a significare che cresce anno dopo anno la speranza di vita, fatto questo che può essere confermato se si analizza il trend degli ultimi 10 anni. Dal 2009 ad oggi gli over 65 a Padova sono aumentati del 18,02%, visto che nel 2009 erano poco più di 178.000. Un incremento ancora più rilevante negli ultra ottantenni, che nel 2009 erano circa 49.000 e che quindi sono cresciuti del 32,44%. Il problema, semmai, è il drastico calo della natalità. I nuovi nati nell'ultima decade sono diminuiti di oltre il 25%. Sta a significare che se nel 2009 nascevano 4 bimbi, ora ne nascono 3. Siamo infatti passati da 9.080 a soli 6.720. Per questo alle istituzioni si chiede di mettere in campo politiche per incentivare la natalità. E se non nascono figli vuol dire che non avremo, la sostituzione per quanto riguarda da qui a qualche tempo la forza lavoro, e quindi non manteniamo i tassi di attività, e se non abbiamo i tassi di attività non abbiamo gli imponibili adeguati su cui caricare le imposte per l'erogazione di servizi a questa popolazione. Non solo, però, bisogna intervenire anche con politiche sociali in sostegno agli anziani, molti dei quali sono soli, circa il 60% considerando gli over 80. E qui il vero problema è quello delle pensioni, visto che molti faticano ad arrivare alla fine del mese. Si riesce al giorno d'oggi a sopravvivere con una pensione? Ma scherziamo, né la mia né quella di mio marito non ce la facciamo, caro, bisogna lavorare. È tutto un po' più caro, per cui Bisogna accontentarsi. diciamo che si fa di necessità virtù nella vita. Dopo aver lavorato 40 anni, no, guardi, un orrore. E sopravviviamo, viviamo stando attenti. Purtroppo non sono adeguate e i pensionati è la categoria che viene meno preso in considerazione. Lo SPI-CGIL, il sindacato dei pensionati, ha da questo punto di vista richieste ben precise. Bisogna introdurre la progressività sull'addizionale regionale IRPEF. La Regione Veneto si ostina, ormai è una delle pochissime, a mantenere un'aliquota unica all'1,23 uguale per tutti, ma non tutti i redditi sono uguali, potrebbe alzarla fino al 3 e qualcosa per i redditi più alti, cioè quelli sopra i 75.000, sopra i 120.000 euro, e incamerare in questo caso 150-200 milioni di euro e attivare politiche sociali più adeguate, ripeto, per i nostri cittadini e per le fasce che ne hanno maggiormente bisogno.